Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Questo è un videomessaggio per Paolo Zoppolatti. Caro Paolo, oggi ti voglio sfidare io. Mi trovo in macchina con il fido scudiero Gian Domenico Ricci, regista, cameraman, autista personale per oggi, non ti offendere, perché ti voglio sfidare, appunto. Sto andando a Percoto, al salumificio Dentesano, e ho pensato, vediamo cosa sarai capace di cucinare con il prosciutto cotto. Lì mi hanno detto che mi prepareranno per bene, saprò tutti i segreti. Saprà il nostro Paolo fare più di un semplice panino al prosciutto, perché il prosciutto cotto è già cotto. E mo' come lo cucini? Intanto andiamo da Dentesano. Mandi? Siamo per Coto, al salumificio Dentesano. Buongiorno intanto Federico, grazie mille, socio e responsabile della produzione nel dettaglio. Oggi in particolare ci conduce a conoscere che cosa? Oggi vi porto a conoscere un po' la lavorazione del prosciutto friulano genuino. Questo qua è un prodotto nostro fatto con carni acqua, carni in provenienza di suini friulani, nati e allevati in Friuli Venezia Giulia, macerati in Friuli Venezia Giulia, che noi poi trasformiamo in prosciutti cotti. Pertanto il processo di produzione che vedremo adesso è proprio quello della preparazione di questo prosciutto. Mi faceva notare, per avere la certezza, perché comunque per voi una cosa importante è proprio l'origine delle carni che trattate, che lavorate. Proprio perché il disciplinare della qua prevede che le carni siano friulane. Per avere questa garanzia tutte le cosce che noi andremo a utilizzare sono marchiate e hanno il tatuaggio di riferimento dell'allevamento dove sono stati allevati questi suini. In questo caso vediamo un Pordenone 096 che è un allevamento nella zona di Pordenone. Tutte le cosce sono tutte completamente tatuate. E voi avete la certezza, insomma, e dell'origine e di come vengono allevati poi in questi allevamenti e nutriti? Esattamente sì. C'è la garanzia dell'allevamento, poi la macellazione che viene fatta da Viano presso il centro friulano Carni. Che abbiamo conosciuto, che avete già conosciuto, e dopo da lì arrivano qui da noi e noi le lavoriamo. Pertanto la filiera è molto compatta e controllata. Esatto, controllata, sì. Ecco, questo è quindi il primo passaggio che voi fate? Questo è il primo passaggio, diciamo in questo momento noi stiamo facendo quello che noi chiamiamo seringatura, nel senso che introduciamo all'interno della coscia una salamoia composta da acqua, sale e aromi naturali che serve per dare il gusto e il sapore alla carne. Lo facciamo con un sistema antico, se vogliamo, tradizionale, che è un sistema a vena, nel senso che noi recuperiamo le due vene femorali della coscia e iniettiamo molto lentamente all'interno della carne questa salamoia. È un'operazione che è nata tantissimi anni fa e ancora oggi è attuale per questi tipi di prodotti. E questo serve per conferire un gusto particolare, la morbidezza alla carne e dargli un aspetto decisamente genuino, chiamiamolo. Quanto tempo dura questa operazione? La seringatura è molto veloce, diciamo che una coscia si seringa più o meno in 5-6 minuti. Ah, ok. Cada una. Il processo poi è quello di levare l'osso all'interno della coscia. Adesso vediamo l'operatore che sta prendendo le vene femorali, quelle sono le vene femorali principali della coscia, all'interno delle quali verrà iniettata molto lentamente questa salamoia. Quasi un'operazione chirurgica proprio. Sì, assolutamente sì, come fare una flebo in buona sostanza. Ecco, la tradizione per voi è un'altra parola chiave. La tradizione è fondamentale, perché la tradizione ci permette, rispettandola, di fare certi prodotti che ormai non si trovano più sul mercato. Mentre sta lavorando, ne approfittiamo per dire che questo è uno dei vostri prodotti di punta, una delle vostre eccellenze, sì. Ma non c'è solo il prosciutto cotto che conosceremo, ma avete tanti altri prodotti. Sì, i prodotti ce ne sono tantissimi, questo qua è uno dei prodotti che noi facciamo. Diciamo che questo qua è la nostra punta di diamante, se vogliamo, per quanto riguarda le cosce nazionali friulane, perché quelli importanti che sono friulane. Ecco, cosa è successo adesso? Dopo averlo seringato, il prodotto viene messo in una salamoia di acqua e sale che serve per far sì che tutto il sale e tutti quelli che sono gli aromi vadano in maniera uniforme su tutta la superficie del prodotto. Perché noi l'abbiamo messo all'interno, chiaramente dobbiamo dare il sapore anche all'esterno. Quindi l'operazione è quella di metterli in ammollo in acqua, sale e aromi. Ecco,
questi macchinari ad occhio non mi sembrano molto moderni. No, questi sono dei macchinari molto vecchi. Indubbiamente la Lario è un'azienda storica italiana, un'azienda che purtroppo non c'è più dagli anni 80, diciamo che ha smesso di produrre. Queste macchine in particolare risalgono al 1964. Quindi sopra le prime di questo salumificio che nasce nel 50. Noi ne nasciamo nel 54, diciamo che prima quindi... avevamo altre macchine, queste sì. qua sono un'evoluzione un po' moderna dei vostri inizi. Quindi insomma quando dice che è un metodo vecchio è testimoniato è un metodo assolutamente vecchio, però molto molto efficace per fare questi tipi di prodotti. Sono macchine che noi teniamo con molta cura e siamo molto gelosi di loro, perché sono macchine che realmente oggi ci riescono a dare questo tipo di segnatura che diversamente non sarebbe possibile. Penso che siano una rarità vera. Beh, diciamo che in quelle zone ce ne sono poche di queste. Oltre a noi c'è un'altra azienda che le ha e basta, nessun altro. Perché ormai diciamo che la tecnologia superata per fare certi tipi di prodotti. Però per fare un prodotto tradizionale, un prodotto di una certa qualità, sono ancora delle macchine molto attuali. Dopo questa prima lavorazione... Allora, dopo questa prima lavorazione li abbiamo seringati, li abbiamo messi in acqua e sale. Qui le strade si dividono in due. Se facciamo il prosciutto friulano con osso, il lavoro è finito praticamente, cioè dopo il tempo di sosta eccetera viene cotto. Se invece parliamo del friulano classico, ossia il prosciutto che noi troviamo al supermercato che viene affettato a macchina, siamo costretti a disossare. Adesso stiamo facendo l'operazione di disosso. Il nostro operatore sta disossando questa coscia friulana e sta levando praticamente l'osso femorale, la mascherina, sono quelli che sono le ossa che compongono la coscia. È un'operazione anche qua manuale, diciamo che oggi la tecnologia ci potrebbe permettere anche di disossare in maniera automatica, però non con la stessa cura che può avere un operatore che lo fa a mano. E anche la delicatezza, magari, cioè le carni sì. restano... Diciamo che le carni non vengono assolutamente sì. stressate, mentre con le macchine automatiche la carne subisce un trattamento molto stressante per le fibre. Poi invece le fibre della carne rimangono esattamente, anche i muscoli rimangono tutti perfetti. Noi però poi quando vediamo il prosciutto ha l'aspetto in realtà prima del disossamento, quindi viene disossato e poi ricomposto in sostanza. Esattamente, poi ricomposto con un'attività che si chiama stampaggio, che fra poco la vedremo. Intanto adesso stiamo assistendo a questo disosso, che viene in maniera, adesso viene tolto lo stinco della coscia. Ecco, ovviamente per la manualità c'è anche una preparazione da parte degli operatori che portano avanti un sapere che comunque voi avete tramandato. Perché... Sì, diciamo che tutti i ragazzi che lavorano con noi, ragazzi, una volta eravamo tutti ragazzi, sono tutti persone molto esperte, sono dei noncini, persone che sanno perfettamente l'anatomia, conoscono bene l'anatomia delle cosce e quindi sanno usare il coltello nella giusta maniera. Sì, ho notato poi che quando parla poi mi sembra di sentire parlare un medico a volte, perché bisogna conoscere tutto. Sì. Ecco, adesso rifiliamo via un po' di grasso dalla parte posteriore della coscia, lo stiamo abbellendo per poi andarlo a stampare in maniera che poi quando arriverà sul banco di vendita sia un prosciutto perfetto. Abbia l'aspetto invitante, esatto, diciamo, comunque perfetto. Ecco, abbiamo tolto le vene, abbiamo tolto le ossa femorali, il femore praticamente, abbiamo tolto lo stinco, è stato rifilato, adesso lo stiamo rifinendo e direi che il prosciutto è pronto per essere massaggiato. Questo è il prosciutto disossato. Ovviamente il processo che ci sta facendo vedere poi è un riassunto adesso di un'operazione che poi è decisamente più lunga, quindi ora siamo a un'altra fase. Allora, questa è una fase molto importante di questo lavoro, nel senso che abbiamo iniettato la salamoia all'interno della coscia, adesso dobbiamo massaggiare la carne. La massaggiamo per far cosa? Per poter distribuire la salamoia in modo uniforme all'interno della carne, ma soprattutto per estrarre quelle che sono le proteine della carne, le proteine che a noi serviranno poi in fase di stampaggio per mantenere il prodotto compatto una volta cotto, cioè per vederlo sul banco quando andiamo al supermercato che vediamo il prodotto bello, compatto, senza buchi eccetera. Diciamo che chi è responsabile di questa incollatura, permettetemi questo termine proprio, della carne sono le proteine che cuocendo si coagulano e quindi si compattano. Questo qua è un processo meccanico, il processo si chiama in termini tecnico zangolatura, quella che sta girando una zangola che poi è un po' la zangola come quella che si usa per fare il burro eccetera, dove la carne molto lentamente gira e si massaggia per rotolamento, in questa maniera. Questo è un processo che dura più o meno 12-14 ore, una volta concluso andiamo a stampare il prodotto, ossia andiamo a ricomporlo in maniera naturale. Allora, facciamo passare 12 ore e vediamo Passiamo cosa 12 ore e andiamo a vedere il prossimo giro. Sempre con un occhio, sott'occhio il marchio e la provenienza, abbiamo lasciato appunto la zangolatura, ora andiamo a fare quello che si chiama stampaggio. Esatto, questo si chiama stampaggio.
Ossia andiamo a ricomporre in maniera anatomica la coscia, rimettendo i muscoli tutto al loro posto, il taglio lungo, la fesa, la noce, eccetera. Per fare questa operazione dobbiamo farla necessariamente in maniera manuale. Qui abbiamo dei ragazzi che sono veramente degli esperti in questo lavoro. È un lavoro che magari in certe aziende viene fatto in maniera automatica, ma noi preferiamo farlo manualmente proprio perciò che l'operatore guardi, controlli la carne. Lui in questo momento sta controllando, sta tirando via eventuali pezzi di grasso che ci sono di troppo, introduce il prosciutto all'interno dello stampo. Lo stampo in che... Il stampo è alluminio, questo qua è alluminio. Adesso vediamo che sta rifilando la noce del prosciutto per poi andare a ricomporre. E anche qua ci vuole tantissima esperienza e competenza per fare questi lavori. Diciamo che Max è un ragazzo che anche lui tantissimi anni che fa questo mestiere, così come anche Franco, sono anni e anni che facciamo queste cose ed è un'operazione, come vedete, molto manuale. Ogni operatore mette anche il suo numero di riferimento, questo qua è il numero che va a identificare l'operatore che ha fatto, in questo caso è Max, questo prosciutto. Ed è tutto controllato assolutamente, controllato, questo fa parte della tracciato. filiera di controllo di questo prosciutto. Adesso lui l'ha richiuso con del cartene, il cartene serve per proteggere la carne dallo stampo, con tutto che i stampi vengono lavati, disinfettati, sanificati, preferiamo mettere un po' di carta per proteggerli e poi dà 2 colpi sopra per far sì che l'aria esca durante la cottura, perché si forma comunque dell'aria all'interno del prodotto quando viene ricomposto in questa maniera. Ecco, quindi qua lo vediamo proprio dall'inizio. Qui vediamo dall'inizio, esatto, lui ha preso una coscia, sta tirando via il grasso in eccesso. E la noce prima che era staccata, Sì, beh, diciamo che la noce a volte si stacca durante la zangolatura, la fase di... perfetto, Oppure perfetto. l'operatore se decide che la noce è troppo grande, eccetera, stacca lui, dopo la ricompone, dipende un po' dalla pezzatura del prodotto. Sì, davvero qua c'è proprio la mano del... Qua c'è la mano e c'è la competenza soprattutto, perché uno deve sapere che cos'è, come è fatta una noce, che cos'è una fesa, sì, un taglio lungo, eccetera. Diciamo che dopodiché questi prodotti vengono messi in un tunnel sottovuoto dove viene estratta l'aria per far sì che tutta l'aria dello stampo esca e alla fine vengono chiusi con un coperchio che viene pressato ad alta pressione. Adesso vedremo anche questa operazione come avviene. Ovviamente adesso il forno è chiuso, quindi non possiamo Esatto. far vedere, però No. spieghiamo insomma cosa Allora, diciamo accade, che perché la cottura è... Per noi la cottura è una fase molto importante della nostra posizione. La cottura la seguiamo, va seguita in tutte le sue ore di cottura. Diciamo che un prodotto come il Friulano Genuino rimane in forno mediamente dalle 14 alle 18 ore. Una cottura quindi molto lenta, a temperatura bassa, non andiamo a temperature molto elevate e diciamo che questo processo di cottura viene seguito totalmente dai computer, perché i computer sono quelli che ci controllano la temperatura, noi seguiamo il cuore della carne. Diciamo che c'è una sonda termometrica che viene infilata al centro proprio del prosciutto, pertanto 2 termometri, uno che controlla il centro del prosciutto e l'altro che controlla la temperatura della camera del forno. E quindi noi seguiamo questo processo. Per farlo utilizziamo dei sistemi ovviamente innovativi, perché qua adesso parliamo di innovazione. In questo caso i forni di cottura sono della Verinox, che è una ditta nostra italiana di Bolzano. Questo qua che stiamo vedendo è il quadro, diciamo, virtuale di un forno di cottura dove appunto si vedono i set di umidità, temperatura, eccetera. E quello che è importante per noi è vedere come avviene questa cottura. Diciamo che noi possiamo andare in ogni forno a controllare, lo facciamo continuamente, questa che è la cottura di un prodotto. Dove noi vediamo la linea rossa che è la temperatura del cuore del prodotto, mentre la linea gialla è la temperatura della camera del forno. Quindi vedete che la salita del cuore del prodotto è molto lenta. Cioè diciamo che noi partiamo da una temperatura più o meno di 7-8 gradi della carne fresca stampata, per arrivare poi a fine cottura a una temperatura attorno ai 70 gradi. E quindi si crea questa curva di salita molto lenta che arriva fino ai 70 gradi. 14-18 ore, 14-18 sono 4 ore di differenza, quando si sa che è Questo pronto? dipende dalla pezzatura del prodotto. Ah, ok. Diciamo che i prodotti più grandi sono e più ore rimangono. È comunque legato, cioè il fatto di sapere che è pronto, Esatto. che è cotto, è legato anche Sì, alla diciamo che è temperatura legato alla dove si temperatura, raggiunge. cioè quando che noi raggiungiamo i 70 gradi al cuore del prodotto, il prodotto è finito. È cotto, finito. esatto. Il nostro mini viaggio si conclude qua per quanto riguarda il prosciutto cotto con il confezionamento. Esattamente. Ci siamo lasciati ai forni però, Sì. nel Siamo lasciati frattempo. ai forni, poi siamo andati in una cella di abbattimento dove il prodotto è stato raffreddato completamente, quindi se abbiamo fatto 18 ore di caldo ne abbiamo fatto altrettanto di freddo. Una volta che il prosciutto è raffreddato e stabilizzato deve essere tolto dagli stacchi.
Quindi abbiamo visto la macchina che toglie questi prosciutti dallo stampo in maniera meccanica, abbiamo dei robot che servono per una distampatrice automatica. Il prosciutto se ne viene in zona confezionamento dove siamo in questo momento, mentre lo stampo se ne va dentro in una lavastampi dove viene lavato, sanificato e poi rimesso in ciclo di produzione. In questo momento vediamo questi prosciutti friulani, che sono quelli che troviamo al supermercato, che vengono tagliati a metà e vengono passati nel metal detector per fare i controlli che non ci siano dei residui di metalli o quant'altro. Pertanto fanno il passaggio al metal detector, dopodiché i prosciutti vengono confezionati. A metà comunque. Questi qua vanno a metà, sì, perché diciamo che oggi vengono venduti in maniera più che altro a metà, perché sono più comodi da manipolare, perché sono prodotti molto pesanti. Ricordiamoci che parliamo di una coscia che pesava all'origine 16,5 kg, quindi qui si parla di un prosciutto cotto che è attorno ai 9,5 kg, quasi 10, in alcuni casi anche 10,5 kg. Quindi un prosciutto intero diventa difficile da manipolare anche per i supermercati, per i balconieri o i balconieri di Ciccione. Quindi il prosciutto viene fatto a metà, viene confezionato sottovuoto in questi sacchi di alluminio, perché poi dopo questo processo, questa lavorazione di confezionamento, il prosciutto viene pastorizzato. E poi vi faccio vedere, vi spiego a che cosa serve la pastorizzazione. Ah, non è finita ancora? No, non è finita. Abbiamo ancora un giretto, ancora un passaggio. Beh, non smetteremo mai di ricordarlo, anche perché comunque è alla base fondante delle vostre lavorazioni e del marchio qua al quale aderite, che fino alla fine, fino alla fine è visibile il tatuaggio della carne. Qui vediamo un Udine 19, sì, un Udine 019 che è una garanzia di questo allevamento. Questo è l'identificativo dell'allevamento friulano al 100%, perché questo qua è in provincia di Udine. E in questi prosciutti vediamo anche il numerino famoso che abbiamo visto prima dell'operatore che l'ha ricomposto in milione anatomico. Beh, lei ovviamente ormai ha l'occhio allenato, così è come siamo abituati a vedere poi il prosciutto al supermercato. Sì, al supermercato al taglio. All'occhio, come lo valutiamo? Perché poi oggi sul grasso si è sempre molto attenti, ma forse attenti in modo sbagliato. Ma secondo me sì, perché oggi, grazie alla ricerca genetica che è stata fatta negli anni, le carni di suino sono molto basse di grassi, anche se c'è magari un po' di grasso visibile, come lo vediamo, questo grasso bianco, che poi dal mio punto di vista è un grasso eccezionale, perché questo qua dà la dolcezza al prodotto, però diciamo che il contenuto totale di grassi di questa coscia è molto inferiore rispetto a tanti altri cibi che troviamo al supermercato. Oggi veramente la ricerca genetica ha fatto sì che il contenuto di colesterolo e di grassi delle carni suine sono molto bassi. E in quanto a sali? Quanto a sali anche qua è un discorso molto interessante, perché oggi noi stiamo lavorando con un contenuto di cloruro di sodio inferiore all'1,8%, mentre altri prodotti stagionati tipo, non so, i prosciutti crudi, queste cose qua contengono molto più sale, siamo verso il 3,8-4,2%. Pertanto ci troviamo in un prodotto che non dico iposodico perché è una parola abbastanza pesante, però molto basso il contenuto di cloruro. Quindi è un prodotto che può essere consumato tranquillamente da chiunque. Tanto è vero che oggi tutti i dietologi stanno reintroducendo nelle diete il prosciutto cotto, perché si sono accorti che il valore nutrizionale, il contenuto basso di grassi, il contenuto basso di sale è veramente al top. Ma e invece per quanto riguarda, avete anche dei prodotti affumicati? Assolutamente sì, perché infatti il friulano viene fatto anche in osso, affumicato e tagliato a mano. Per far questo li affumichiamo all'interno di questi forni. Quindi i forni sono... Allora, i forni si chiamano universali perché appunto possono cuocere e possono affumicare. Per affumicare usiamo ancora la tradizionale affumicatura, quella di una volta che viene utilizzata anche in altri stabilimenti, che è fatta con legno di faggio e bacche di ginepra. Che profumo! Sì, assolutamente sì, un buonissimo profumo, perché questo dà la dolcezza al prodotto. Diciamo che è un fumo molto dolce, è un fumo naturale al 100%, perché chiaramente il legno, sono tutte delle segature che sono certificate, perché noi in Friuli abbiamo la grande fortuna di avere l'unica azienda che fa la segatura certificata, che è la SITA di San Giovanni, che ci fornisce queste segature, non solamente a noi, che ovviamente a tutti gli stabilimenti in giro per il mondo, dove mettiamo anche delle bacche di ginepro. Questo, bruciando lentamente, diciamo che questo viene incendiato, il fumo che viene prodotto dalla segatura viene aspirato nelle camere e serve per affumicare il prodotto. Da questo aroma. Buonissimo, ne porterei via una manciata. Questo qua è molto buono. Qui dovrebbe essere finita. No, diciamo che non è ancora finita. Nel senso che le lavorazioni sono abbastanza complesse e lunghe. Noi l'abbiamo confezionato, l'abbiamo messo all'interno di un sacco in alluminio, a questo punto il prodotto va in pastorizzazione.
La pastorizzazione Che è una significa? fase molto importante, significa che noi abbiamo visto che tutti i lavori vengono fatti manualmente, vengono tagliati a metà, vengono confezionati e questo noi lo vogliamo fortemente perché le operatrici che lavorano là dentro sono delle donne molto attente alla qualità del prodotto, quindi loro controllano tagliandoli, manipolando i prodotti. Però c'è un problemino che pur essendo in una camera bianca così chiamata, ossia diciamo un livello di pulizia molto alto, c'è comunque un inquinamento portato dalla manipolazione delle carni. Io stesso prima ho aperto un prosciutto e l'ho toccato. Per andare a battere questo inquinamento, usiamo questa parola, è una carica batterica. Diciamo, che portata semplicemente dalle mani, andiamo a pastorizzare, ossia andiamo a fare un trattamento termico, una volta che il prodotto è confezionato, in forno. Il prodotto viene portato a 120 gradi in superficie in maniera da battere tutte quelle che sono le cariche batteriche, in modo tale che poi garantiamo la vita del prodotto, la safe life famosa, ossia la data di scadenza. Diciamo che facendo questa ultima operazione di bonifica, fra virgolette, ossia di abbattimento di queste cariche, noi possiamo garantire 4 mesi di durata del prodotto sottovuoto, chiaramente chiuso all'interno di quel sacco. E questa è un po' la fine. Contiene cose buone da mangiare? Assolutamente sì, cerchiamo di farle, noi ci mettiamo tutto il possibile per fare cose buone da mangiare. Diciamo che qua si conclude un po' l'operazione, una volta pastorizzati i prosciutti vengono di nuovo raffreddati e poi finalmente vengono pesati, codificati, messi nei cartoni e poi mandati in magazzino pronti per la vendita. Che dire Federico, è stato un piacere veramente. Altrettanto mio, la Mi ringrazio. ha aperto un mondo. Adesso un mondo. con Paolo Zoppolati sarò quasi secchiona, direi. Studierò tutto quanto. Io vado a incontrare il suo fratello, sì, quindi adesso incontrerò Paolo che segue come vi siete tutta- divisi i compiti? Io seguo tutta la parte tecnico-produttiva, mio fratello Paolo segue tutta la parte amministrativa, vendite, tutto quello che è la parte amministrazione e vendite. Grazie ancora, Grazie a alla lei. prossima. Arrivederci. Meraviglioso qua, fantastico, quasi con cautela entro. Buongiorno, Buongiorno. Paolo, Paolo, Francesca, molto piacere. Intanto grazie perché mi sembra di entrare nella sala del tesoro del castello. Ma questo è un po' un angolino nascosto della nostra azienda dove accogliamo le persone, accogliamo i nostri clienti, accogliamo i nostri amici per poter parlare dei nostri prodotti e farli degustare chiaramente. Mi sembra il posto più giusto anche per parlare di storia, perché trasuda delle passioni e del lavoro di suo padre, prima di tutto. Ho visto tante foto entrando fuori, intanto con una grande passione sportiva e Sempre stato calcistica. molto sportivo, sì. E la storia però comincia prima ancora, con il nonno? Sì, la storia comincia con il nonno nel dopoguerra. Mio nonno praticamente faceva il commerciante di salumi, quindi raccoglieva i salumi nelle varie famiglie contadine del Friuli e le rivendeva poi ai negozi, soprattutto nella zona di Trieste, perché poco prima della guerra si erano trasferiti da Percotto a Trieste con tutta la famiglia. Per cui c'è stato questo spostamento verso la zona giuliana e questo inizio di attività nei salumi da parte di mio nonno. Poi nel 1954 mio padre compra un magazzino di produzione dei salumi, perché in questo magazzino, che era un magazzino chiaramente di vendita, ma c'erano anche dentro delle caldaie in rame, riscaldate a legna, dove venivano cotti i prosciutti. Quindi nel 1954 mio padre comincia effettivamente la produzione vera e propria del nostro salumificio, lavorando di notte, perché di notte cuoceva a legna, e poi di giorno consegnava i prosciutti ai vari negozi, ai vari locali dove venivano degustati. Pazzesco, e siamo arrivati a oggi con circa quanti dipendenti, Ma oggi siamo vostri? 35 dipendenti, 2 stabilimenti, perché abbiamo questo stabilimento qui di Percotto dove facciamo soprattutto la parte cotta, tutti i salumi cotti, e abbiamo uno stabilimento a Campolongo, quindi a 13 km da qui, Campolongo al Torre, dove produciamo tutta la parte stagionata, salumi e quant'altro. Infatti oggi ho conosciuto soprattutto questo, ci eravamo lasciati con suo fratello con il prodotto finito, e poi abbiamo appunto con l'osso, senza osso, classico che... Classico è il prosciutto non affumicato, quindi è un prosciutto bianco prodotto nella maniera classica, quindi disossato, stampato e poi cotto. Questa? Questa è la carta d'identità del nostro prosciutto. Ogni prosciutto viene accompagnato da questa carta
in cui praticamente si dice che è prodotto secondo le regole del DAQA. Filiera interamente friulana. Filiera interamente friulana, quindi tutto quanto deve essere fatto nel raggio di 90 km del nostro stabilimento. Maiali nati, cresciuti in Friuli, allevati chiaramente e poi macellati e lavorati da noi qui nel nostro stabilimento. Quindi c'è tutta una serie di certificazioni? Sì, ogni passaggio, ogni fase di lavorazione dalla nascita del maialino fino a poi a quello che facciamo noi deve essere certificato dal capitolato di Acqua. Diciamo che per voi è stata una cosa naturale. Prima leggevo qualche riga su di voi, da tempo vi battete comunque per la valorizzazione, per l'utilizzo di carni friulane, eccetera. Quindi aderire ad Acqua è stato quasi un... Sì, abbiamo aderito, ma siamo stati anche promotori di Acqua, perché infatti. A noi interessava molto, eravamo molto attivi in questo per poter avere effettivamente un prosciutto cotto friulano al 100%. Non c'è solo il prosciutto? No, non c'è solo il prosciutto perché c'è tutta la parte della salumeria friulana, che anche questa prodotta solo e unicamente con carni provenienti da allevamenti e macelli Acqua, per cui abbiamo tutta la produzione di salumi stagionati, come la soppressa, il salame, la pancetta, nelle varie declinazioni che noi in questo momento stiamo facendo. Soprattutto nel salame stiamo riscoprendo un salame fatto alla vecchia maniera, quindi non macinato ma tagliato a punta di coltello, cioè fatto tutto interamente a mano, che noi abbiamo chiamato Nonno Angelo in ricordo del nostro nonno, anzi mio padre ha voluto fortemente che fosse chiamato così, proprio per ricordare, proprio rimarcare il fatto che è fatto in maniera artigianale come si faceva una volta, come lo facevano i vecchi norcini di una volta. Beh, mi pare che insomma vostro padre vi ha lasciato in mano tanto lavoro, ma tanto sapere e tanti principi che portate Sì, avanti. questo sicuramente l'ha lasciato a noi, ma l'ha lasciato a tutti i nostri collaboratori, perché noi diciamo sempre che i nostri collaboratori sono dei veri norcini, sono delle persone che sanno veramente trattare la carne, trattare i salumi. L'abbiamo visto. Ecco, sono sotto, persone sì. che ci mettono veramente molto impegno e sono veramente degli artigiani che sanno trattare la materia e sanno riuscire ad ottenere dei prodotti veramente splendidi. E gli avevo detto che oggi partivamo prima, ma come al solito non c'è niente da fare, mi tocca sempre aspettarlo, sto già studiando, eccolo, sto già studiando il pegno comunque, caro Paolo, e sarà una penitenza Non abbastanza... sono nato in Svizzera. Guarda, lo fa anche la faccia E quindi, d'angioletto. e neanche in Carnia. Io ti ho lanciato una sfida comunque, perché io sul prosciutto cotto sono preparatissima, so fare panino col prosciutto, toast col prosciutto. Prosciutto con prosciutto. Prosciutto, purè, stracchino. Uova e prosciutto. Uova e prosciutto. Quasi quasi, beh, ma le uova oggi le usiamo e anche il prosciutto. Sì. E siamo già su una... E quindi? E quindi il cominciamo prosciutto cotto è già a cotto, impastare, come lo cuciniamo? però siccome la giornata bisogna far bisogno partire, di- cioè presente come sei lì con la moto, no? Sì. E quindi facciamola partire questa giornata Sì. con questo. Ta-ta-da! No! Ma grazie! Sono venuto un po' prima, poi sono scappato via, è un po' stortina, però è il pensiero, Grazie. È il pensiero. Che carino. Auguri. Vabbè, grazie. Bacio per tutti, Perché? Ma dobbiamo dirlo perché Sì. mica fa gli anni oggi, li ha già fatti. Infatti. Però, Vuoi invecchiarmi di più? no. Però Anzi, siccome l'altra volta ti sei dimenticato... Ti rendo più giovane, no? Siccome l'altra Esatto, volta... e poi da parte di tutti noi. No, che carini! Primavera, grazie. primavera. Oh, intanto che guardi i fiori. Ma c'è ancora roba? Guarda i fiori tu intanto. Guardo i fiori. Ecco. Belli. Cioè, bevi un po', no? E adesso ho capito perché ridevano di continuo. Io mi ero preoccupata in realtà perché pensavo che ci fosse qualcosa di strano che mi facevate fare, invece no, siete buoni. Siamo buonissimi. Quindi tu vuoi dirmi che il fido Giandomenico Ricci sapeva tutto? Sì. Luciano sapeva tutto. Io ero quello che sapeva per ultimo. Io posso esprimere un Aiuto. desiderio? Sì, che è quello intanto- di diventare una bravissima cuoca, meglio di Intanto Paolo io Zoppolatti. apro. Vai. Ok. Grazie.
Beh, in anticipo fanno male, in ritardo però gli auguri si accettano. Soffio? Tu soffia, io verso. Allora, fatemi diventare Desiderio? una brava cuoca. Ma quello è già realizzato ormai. Ma quindi- sì, ormai. Ormai. Allora, una brava conduttrice lo sei già, una brava giornalista lo sei già. Cioè, 1, 2, 3. Yeah! E la canzoncina niente? No, dai, non esageriamo. Assaggio dopo, mettiamo lì così poi facciamo tutto il pranzo completo. Fatta? Dai, Brava? dai. Bene, Allora, queste intanto- erano le note liete. Veniamo Ecco. invece alle note... Le note do, re, mi, fa, sol. Sì, Allora, mi fai fare pasta la pasta? classica, dai, cominciamo con questo, no? Io proprio mi fai di mettere una sfoglina. Facciamo anche la prova dell'uovo. Un biel sclop di spoglia, eh? Sclopit e un biel sclop di spoglia. No, ecco. Allora, 100 grammi di farina, Sì. un uovo, la dose classica. Oggi lo rompo con 2. Sì, per sicurezza che non si sa mai. No, guarda, ormai mi riesce sempre Ormai perfettamente. sì? Ormai sì, sì, Qua, grazie. prego. Allora, un pizzico di sale. Sì. Vai. Vado. Allora- Proprio un pizzichino? Pizzichino, 2, brava. Anche perché andiamo a mettere del prosciutto e siamo in acqua leggermente salata per cucinare, quindi non serve tanto sale. Mhm. Potevo farti fare la fontana, sai quella che si mette, però è più pratico Sì, è vero. fare prima in una ciotola, in una bowl, mescolare e dopo andare sul tagliere per formare, Piaceva l'idea per fare però la della pasta. fontanella. Va bene. Ma vedrai quanta Beh, pasta posso fare farai. con le mani adesso? Vedrai Devo quanta continuare pasta. col... Vai con le mani, metti le mani in pasta. Vai. Io nel frattempo, mentre tu metti le mani in pasta, sto usandolo Siamo sicuri che con la basti qua? pronuncia. Vuoi mettere ancora un ovetto? Mi Ma sa se di può? sì, eh. Non sai, c'è di sto tu. Allora, no, facciamo così. Secondo me va mezzo uovo qua. Quindi erano sui latavoli, Sai, l'emozione della Per torta. mettermi in difficoltà proprio. Esatto. Che Però bello vedi, questa coda di compleanno. ti Poi io accorgi adoro subito, festeggiare no? il compleanno, quindi mi hai regalato ancora un po' di festa. Grazie. Sì, ci Non vuole. pensavo tu fossi così buono. E invece. non illuderti, invece- però. Allora, sentiamo questa pronuncia carnica proprio dell'Accademia della Crusca di Tolmezzo. Lo sclupit. Bravo. E tu Con ci la hai visto? sclupit. Sclupit, Sì. però sempre con la sce. Sì, però Però è è più... più mandibolare, mascellare. Allora, quindi, siamo primavera. Sì, vado sul tagliere? Bravissima. E siamo in primavera. Il Friuli è ricchissimo di erbe. Calcoliamo che l'Università di Udine ha catalogato, pensa, dalla Carnia, viene sempre fuori la Carnia, non so perché, andando dalla pianura fino al mare, oltre 1000 tipi di erbe. Caspita. Che erbe spontanee che crescono tutto l'anno, quindi anche in inverno. Quindi sclopet, detta anche sclopet, scusa. Poi io raccolgo la borrella di euro. Sasso tu c'è che? No, che non conosci. Borrella di euro, poi cosa c'è? Vabbè, la tala ovviamente. Sì, urtisons. Ecco, quelli non li raccolgo tanto. Io scaldo. Senti, è un po'... metto un Ecco, po' di guarda, mi, ti ho mi messo si anche- attacca. No, ma Guarda, mi ti ho messo lancia anche la un poco pasta. già fatto, perché sai, Scusa, però questa qua mancava un po' di farina adesso, Sì, no, no? anche da Giusto? lavorare un po'. Intanto appunto. lavora. Però è troppo... Perché ricordiamoci che la pasta deve riposare un po', no? Dobbiamo farla un attimo riposare perché la struttura prenda Devi anche dirmi che forza l'avevi già con le fatta, uova. no? No, te lo dico, figurati. Che... Poi un po' di, come la chiami, la burro? Spoglia. Spongia. Ecco, un po' di burro. Andiamo a metterlo nella padella Sì. e lì noi andremo a Scusami, mettere... la manualità è giusta? Perché io sto facendo quello che Sì. faccio quando faccio la pizza, ma non so Esatto, se... perché devi fare sempre questo lavoro di polso per impastare, bravissima. Poi potremmo, nella pasta, tu potresti aggiungere più tuorli, meno tuorli, a secondo della forza che tu vuoi dare, oltre al tipologia di farina, della forza che tu vuoi dare alla struttura della pasta. Quindi anche per i diversi formati, cioè tipo se sono tagliatelle in un modo, se sono blacks in un Allora, altro, secondo no. me, tagliatelle vanno più tuorli, più ricca di tuorli. Mentre per i ravioli a me piace mettere meno, cioè più l'uovo intero.
Perché se tu metti più tuorli cosa cambia? Ti- Diventa più? sai, è un Più po' più strong. strong. Sai come... Anche perché hai bisogno con la tagliatella di avere una pasta che tenga di più. Boh, no? e fin qua più o meno ci siamo. Dopodiché Ci siamo. c'è la nonna papera per stenderla. Non penso proprio. C'è il famosissimo mattarello. Quindi, guarda, qua ti agevolo. Prova, si sente? Funziona? Pronti? Così? Mattarello? Sì, certo. Gentile guarda, Zoppolati. puoi fare così, guarda. Tra un po' faccio così, ma con qualcun altro. Che paura. Guarda io cosa faccio invece, ti metto lì No, e no, poi allora. lancio dei coltelli. Bene, cominciamo a stendere. Vediamo Sì. come stendi. No, ma non fanno quella cosa tipo così che arrotolano Sì. sul sacravolta? Sul mattarello. Sul Tu hai un mattarello. mattarello piccolo. Infatti. Però pensa, le emiliane hanno tipo un manico di scoppa. Appunto. Molto lungo, che poi l'andamento delle mani usano andare a allargare mentre tirano. Invece noi abbiamo il classico mattarello che ti appoggi e fai peso tu dopo con la pressione delle mani. Lì non ho problemi. Allora io taglio intanto una fetta di prosciutto cotto. Questa è una delle Certo, aziende, che questo pensa che mattarello. questa è una delle aziende più importanti, Un che sabotaggio. Sì. è a prova di sabotaggio, sì. Sì, guarda, è stata una visita veramente ricca al salumificio Dentesano, ci hanno raccontato tutto, poi ci sono sempre queste magiche taverne dove c'è tutta la storia proprio dell'azienda e veramente portano avanti un lavoro, i figli straordinario, però c'è sempre un po' di nostalgia per quei Sì, brava. signori, no, delle nostre aziende. Ma poi sai, stanno tramandando comunque delle cose che hanno la nostra tradizione, no? Il prosciutto cotto che è leggermente affumicato, come appunto quello che viene chiamato il prosciutto tipo Praga, no? Sì. Quindi tipico della parte, soprattutto del Friuli, della parte andando verso est, verso il Triestino. E in più bravissimi anche a fare salami e altri prodotti. Tra l'altro Paolo, sai che loro organizzano e forniscono i prodotti per ricette salate per la Cooking School che fanno con Gandino, appuntamenti una volta al mese, poi per chi vuole insomma ponere sul sito, anche su Facebook Dentesano da tutte le informazioni per chi volesse partecipare. Hanno anche recentemente rivisitato l'hot dog e l'hamburger in chiave friulana. Allora, noi Senti giochiamo. una roba, ma sì. quella Tu- cosa che fanno appunto, sai? No. Vai. No? Ha detto di no. Ha detto di no? No, ti chiedo, sai quella... Cosa? Non so, vedo, mi è capitato di vedere che arrotolano tipo la pasta sul mattarello. Sì, ma intanto Tu tira lasci tu. Pierdi, insomma, sì, ho già capito. Sì, esatto. Come prime volte Ma hai una forse. soddisfazione, cioè il mattarello di Barbie praticamente, o dei Te l'ho puffi, portato non so. apposta, scusa. Tutto un sabotaggio. No, la prossima volta parte il mattarello di chilo. Cioè un mattarello così di che? Ma scusa, cioè, Anzi no, ti Sembra porto il il Lego. mattarello di mia nonna, che a forza di usare non è più tondo come, cioè se tu lo fai scorrere è ovale, sai, va proprio così. E lì è di Vioditi. vabbè, Allora. io mi faccio regalare la nonna papera per il prossimo compleanno, così Beh, dai, ti attacchi al mattarello. ti mancano circa 300 e passa giorni, Beh, non è pazienza. tanto. Sai, non è che faccio la pasta ogni giorno. Adesso mi toccherà No, ogni tanto cominciare. però mi chiedo, ma non si mica una barzelletta? Cioè, Allora, adesso vuol fare arrotolare sul sedere, poi vuol fare la pizzaiola, cioè è multitasking praticamente. Deve venire ancora più Sì. sottile? Allora, tanto per capirci, Ho fatto una bugiute. Sì, non si sta alla buse. Però sai, io avrei preferito che tu facevi un... Ah, giusto. Ecco. Quindi andiamo un attimo a... Ma non Però importa, dimmelo né? prima, se tu non mi dai delle indicazioni chiare. Che razza di maestro sono, no? Cioè, Appunto. scusami. Ah, bisogna fare tipo un tappettino, diciamo così. Sì, adesso andiamo circa a tappettare. Allora, quindi abbiamo fatto una... Adesso stiamo facendo... È una ricetta molto semplice, però bella una cosa sottile. molto curiosa, no? Sì. Allora, mettiamo un poco di farina.
Paolo, però io penso ai blacks, Sì. ma non mi viene in mente il ripieno, perché penso al pezzo di cioè una cosa Esatto. piana. Invece la l'abbiamo torta. ripienato adesso, Ripienato. quindi abbiamo giocato sulla forma che diamo, che quindi è questa cosa irregolare. Irregolare, cioè resta quello E andiamo a del black. mettere su metà di Black. questa tappeto, come posso dire, di pasta, Sì. questa specie di tappeto roba informe. rettangolare. E evviva una. la geometria, Non me ne la fa cosa. passare una, sì. E adesso andiamo a chiudere. Ah. Adesso, dopo, fracca con le mani. Fracca con le mani, beh. In italiano Termini proprio. tecnici. Eh? Deve appiccicarsi proprio? Sì, tu premi, vai tranquilla. Questo noi potremmo Bella sta farlo idea. anche con la grattugiata di formaggio. Si attacca o bisogna inumidire un pochino? Leggermente qua abbiamo, allora qui abbiamo la pasta che è abbastanza morbida, no? Mhm. Quindi si attacca, se no uno si aiuta con Passando la mano umida d'acqua, sì, tipo? con la mano, con un pennellino, con uno straccetto umido, in modo che si attacchi. Adesso vai col divertimento, adesso vi Dince che fa. Cioè tipo grandi, piccoli, non so. Beh, tipo... Io farei tipo... Cioè dopo vado irregolare, non so. boh. Sì. Ok. Speri bene, oh. Allora, sì. Beh sì, dai. Qua andrei un po' più piccolo. Più piccolini? Sì, perché visto che sono ripieni. E anche qua. Dopo prendi il tutto. Guarda che bene. Sì, cioè, ho cominciato facile, perché tanto Ecco, può tagliarli quando- come vuole. Cioè, quando non deve riesce fare bene- i quadratini, i cerchietti, cose. Dai, Cioè che uli un po'. sofflimi. Sofflimi. Oh, oh. Ci Ma il siamo? fatto che siano di forme Basta. diverse non incide se uno No, è perché i grande, blacks uno è devono piccolo. essere un po' irregolari, no? Sulla cottura non cambia. No. Bene, via. Via? Quindi vedi sono un po' più grossi perché hanno dentro il prosciutto. prosciuttino, che belli. Quindi come ho detto si può mettere anche altre cose, si può mettere anche del formaggio o mescolarli col formaggio. In questo caso noi dopo andiamo a fare una nevicata primaverile di montaggio Che dopo. bello. Nel frattempo ricordiamolo, Sì, Il- sponghia, sclopit. traduco perché ormai burro, possibilmente di latteria, e erba silene in italiano. Quindi quest'erba che cresce spontanea, c'è anche una versione coltivata, ma cercate... Allora, vedi? Sono un po' più grossetti, quindi hanno una loro consistenza, perché sono 2 fogli di pasta con all'interno il prosciutto cotto. Noi adesso andiamo a scolarli Io questo. Tanti auguri a me. e aggiungerli allo sclopit che è stato tritato e intanto qualcuno beve. Dopo che è stato tritato e cucinato con un po' di acqua di cottura della pasta e del burro, detto anche sponghie, adesso andiamo a saltarli. Faccio io. Ecco, intanto io prendo il formaggio All'onda. all'onda, quindi un po' di polso. Niente, tutto a posto. Non ho visto niente No, io, infatti. Non ho C'è visto qualche niente. problema? Allora, e quindi prendiamo il piatto. Preparati. Adagiamo Sì. i blacks. Già che sei, prendimi anche un ciuffettino di guarnizione. Sì. Quindi, con questo ripieno di prosciutto. Allora, già- quella già lì è la passato porzione, agli questo mi ordini. tengo di riserva, un po' in padella se lo mangio dopo. E vado a fare la nevicata primaverile. Sì. Quindi un po' di montasio, in questo caso un montasio fresco, e la guarnizione, cioè Ma ci dove? vuole In il parte? tocco femminile, ci vuole in questo piatto. In parte o sopra volevi mettere tu? No, guarda, sai che oggi non posso. Oppure tipo dirti sul no. bordo del piatto? Non Ma so. come hai tu piacere, guarda. Ecco, guarda. Sono emozionato da tutto ciò
E adesso andremo anche all'assaggio, no? Eh sì, eh sì. Direi. Boh, mangi. Su Instagram e su Facebook cercate Acqua, scritto senza la C, solo AQUA, e c'è questa ricetta: 200 g di farina, 2 uova, 50 g di burro, 100 g di prosciutto cotto, 60 g di sclopit, 80 g di montasio, sale quanto basta per 4 persone, i bleks ripieni al prosciutto cotto e sclopit. E via a mangiare. Ho fatto la pasta sfoglia, sì, ho fatto la pasta e quindi adesso è il mio momento, me lo godo. Per una torta grande ci vuole una paletta grande. No, aspetta. Cosa vuoi? Guarda che era solo per fare la puntata, è finta questa torta, eh. Tanto, Ma non è finta. No, tanto basta il pensiero. È scaduta. Basta il pensiero per questa È cosa. acida.